Bentrovati amici della Wii Sport, il campionato giovanissimi regionali si arricchisce un altro capitolo, quello della 16ª giornata del girone C, che dal Gebi Faranda di Patti ci fa assistere alla sfida tra Nuova Rinascita Patti e Messina Social School. Da una parte i ragazzi di Mister Grio che vengono dall'importante storica vittoria contro il Messina per 1-0 e sono a quota 12 punti in classifica, e adesso è arrivato il momento di invertire la marcia contro la Nuova Rinascita a quota 22 in classifica, che viene dalla sconfitta per 3-1 contro la Freetime. Andiamo a dare un'occhiata ai 22 scelti dai mister, partendo dai padroni di casa che schierano Milone, Olivo, Collorafi, Cannizzo, Saia, Dondi, Furnari, Crisafulli, Giardina, Cipriano, Paratore. Risponde la Messina Social School con Micali, Cucinotta, La Fauci, Viola, Lorè, Deodato, Mondello, Spanolla, Della, Thomas Fasciana e Manuel Fasciana. Divisa giallo-rossa per la Messina Social School, maglia azzurra, inserti blu invece per i padroni di casa della Nuova Rinascita. Sembra tutto pronto per iniziare grazie all'ausilio delle immagini curate dal nostro Francesco Morabito. Siamo al film del primo tempo, Soccer che attacca da sinistra verso destra, viceversa da destra verso sinistra ai vostri videoschermi. La Nuova Rinascita, subito un'occasione per la Soccer, qui il tentativo da parte di Manuel Fasciana, c'è l'uscita del portiere, ci prova poi il fratello Thomas, in qualche modo riesce ad arrivarci Milone. Primo tentativo offensivo anche per la Nuova Rinascita, il pallone dentro per Giardina che riesce a trovare il buco giusto, e la difesa della Soccer ci prova con il destro in diagonale, sfiora il palo alla destra di Micali. Nuova Rinascita che adesso sembra aver trovato il bandolo della matassa per creare problemi alla difesa giallorossa. Giardina va a scaricare per il compagno e il suo destro si alza di poco sopra la traversa, ci ha provato con il numero 8 Crisafulli. Ancora una buona occasione per la Nuova Rinascita, qui è Deodato che mette il pallone in calcio d'angolo e con tanta grinta va a risvegliare i suoi. La sveglia però non arriva per la Messina Social School, e infatti nuovamente in avanti la Nuova Rinascita con questo destro sballato da parte di Giardina, probabilmente in posizione irregolare il numero 9 locale. Ancora Nuova Rinascita con il solito Giardina che prende il pallone, salta un avversario, prova il destro, qui è bravo il portiere della Soccer Micali a mettere la sfera in calcio d'angolo. E anche l'ultima occasione però del primo tempo, che finisce a reti bianche 0-0 tra Nuova Rinascita e Messina Social School in questa 16ª giornata del campionato giovanissimi regionali. Si ricomincia con la seconda frazione, chiaramente a parti invertite, vedremo chi ne avrà di più, se qualcuno ne avrà di più per trovare i 3 punti. Arriva il primo cambio in casa Soccer, entra con il numero 15 Barbagallo che va a sostituire il numero 9 Andrea Ladella. Poi c'è un calcio di punizione affidato allo specialista Dario Viola che va con il destro, e il gol dell'1-0 della Messina Social School segna il numero 4 Dario Viola, che porta avanti i suoi. Potrebbero essere 3 punti fondamentali nella rincorsa a un piazzamento più tranquillo di classifica per i ragazzi di Mister Grio, che al minuto 48 trovano il gol del vantaggio al Gebi Faranda di Patti. Festeggia insieme al mister, insieme ai compagni Viola, ma arriva il gol, l'autogol anzi della Messina Social School, che ribalta quindi il risultato, rimette la situazione in parità, è 1-1. L'ultimo tocco probabilmente di Giovanni Lorè e il gol del pareggio della Nuova Rinascita, che adesso ci prova a portare a casa i 3 punti. Il pallone dentro, c'è un'uscita non sicura di Micali che rientra in porta, un errore difensivo da parte della Soccer, il pallone viene messo dentro, non controllato bene dall'attaccante della Nuova Rinascita. Arriva nuovamente Crisafulli con il destro a botta sicura, non trovando però il gol del possibile nuovo vantaggio. Ancora cambi per la Soccer, entra con il numero 16 Caruso proprio al posto dell'autore del gol dell'1-0 Viola. Poi si scatena sull'out Mancino, Manuel Fasciana che entra in area di rigore, prova a saltare un avversario, ci riesce e deve rientrare, infatti si mette tra pallone e giocatore in maniera furbissima, si trova il calcio di rigore che potrebbe valere i 3 punti per la Messina Social School. Nemmeno a dirlo, sul punto di battuta ci andrà proprio lui, Manuel Fasciana, che guarda il portiere Milone negli occhi, lo spiazza e porta in vantaggio il Messina Social School. Si toglie anche la maglia Manuel Fasciana, e il gol che al 55esimo porta in vantaggio i suoi nuovamente. Soccer che adesso cambia ancora, entra con il numero 13 Calabrò e con il numero 14 Marcellino Farina. Arriverà di lì a poco anche il triplice fischio, festa grande per la Social School che va ad incassare il secondo risultato utile consecutivo, la seconda vittoria, e adesso tornerà al Garden di Mili per affrontare una sfida cruciale la Freetime. Amici della Wii Sport, il più cordiale saluto Antonio Caro e alla prossima!